Nuovo appuntamento del Leonardo qui oggi al Pala Congressi con gli alunni delle scuole primarie. Ecco perché questo coinvolgimento anche a questi ragazzi. Ma direi che forse è una delle giornate più belle della nostra settimana della cultura scientifica. Una delle due giornate che abbiamo voluto dedicare proprio ai bambini delle nostre scuole per divulgare la conoscenza scientifica. Credo che sia anche nella mission di tutto il sistema di istruzione divulgare la cultura scientifica sin dalla tenera età, soprattutto appunto con un focus particolare anche alle bambine. Oggi abbiamo il privilegio, ieri e oggi abbiamo avuto il privilegio di poterlo fare con la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, i laboratori per i bambini, INFN Kids. Un gruppo di ricercatori che chiaramente lavora su questo campo, li sta intrattenendo con esperimenti, attività didattica laboratoriale, esperienze interattive che li stanno davvero coinvolgendo tanto, e addirittura abbiamo già potuto percepire con mano come già qualche bambino evidenzi una certa attitudine, un intuito, una capacità che appunto testimoniano quanto sia importante a livello orientativo un'attività del genere. Questa esperienza nell'ambito delle iniziative Agrigento Capitale della Cultura con il Liceo Leonardo è un'esperienza che coinvolge 250 bambini della scuola elementare. Abbiamo realizzato dei laboratori interattivi sulle proprietà della materia, sulle particelle elementari, su come è fatto un atomo, e i bambini hanno mostrato e mostrano una curiosità enorme, davvero grande. Credo che sia un'esperienza interessante per avviare i bambini e le bambine alle attività STEM. Si evincono già da piccole eventuali, diciamo, preferenze che poi si possono sviluppare col tempo, no? Sì, ma quasi tutti si lasciano coinvolgere, sono curiosi. Le attività di elettromagnetismo, per esempio, per loro sembrano scontate, ma entrare nel dettaglio, vedere perché si accende una lampadina, perché si aziona un pannello solare, le diverse conversioni delle forme di energia, sono delle cose che i bambini già conoscono nella vita quotidiana, ma non ne conoscono le ragioni, e quando le scoprono si vede accendersi proprio una scintilla di interesse, di curiosità, che noi speriamo rimanga e li porti all'università da noi, Catania, Palermo, non importa, però che possano continuare gli studi. Cosa è emerso da questi giorni in cui vedi il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria? Sì, abbiamo accolto in questi 2 giorni più di 200 bambini, in queste 2 mattinate di laboratori interattivi, seminari, dove i bambini si sono dimostrati davvero curiosi e contenti di imparare, di vedere cose nuove e di capire i fenomeni della natura che ci circonda. Quindi abbiamo parlato di ricerca, di fisica nucleare, di cos'è il nucleo, di cos'è l'atomo, e devo dire che abbiamo avuto un'ottima risposta sia dai bambini che dalle loro maestre. Anni c'è molta curiosità nei confronti della ricerca e della natura, e quindi appunto avere una risposta del genere anche con questi numeri, con questa grande affluenza, è sicuramente un dato importante che trasmetteremo appunto anche ai media e alle nostre strutture che si occupano di comunicazione. E dal punto di vista della scuola io penso che sia importante dare questa spinta verso le discipline STEM, le discipline scientifiche, per appunto offrire un'ampia opportunità ai bambini che poi si approcciano al mondo della ricerca e dello studio. Oggi abbiamo portato le classi quarte, è una bellissima iniziativa, i bambini sono interessati e speriamo che si possano ripetere altre iniziative di questo genere. È molto interessante, veramente i bambini si stanno divertendo moltissimo e nel mentre apprendono. È la nuova scuola. Quindi ritiene utile questa cosa? Utilissimo.